Sabato si è svolta a Cavarzere una giornata speciale all'insegna dello sport e della solidarietà, organizzata all'interno della rassegna dedicata a Maestro Tullio Serafin. Tra le iniziative spicca il torneo triangolare di calcio che ha visto protagonista la nazionale dei sindaci, un gruppo di giocatori di cui con orgoglio fa parte anche il sindaco Munari. L'evento, oltre che riunire sportivi appassionati, aveva uno scopo nobile, la raccolta di fondi per sostenere la cooperativa Emanuel e l'istituto scolastico comprensivo di primo grado Cappon, che utilizzerà i proventi per sviluppare progetti musicali dedicati agli studenti. Al fianco della nazionale dei sindaci sono scesi in campo le vecchie glorie del calcio locale, la Polisportiva Quadrifoglio, e in campo anche gli ospiti della cooperativa Emanuel, organizzati dal presidente del Milan Club locale Adriano Ferrari. Una grande giornata di sport e solidarietà, abbiamo organizzato questo torneo all'interno della rassegna a ricordo del maestro Tullio Serafin, l'ottobre serafiniano. Abbiamo deciso anche di fare una giornata sportiva e oggi abbiamo qui l'onore di avere la nazionale dei sindaci, che ho la fortuna di essere un giocatore, e faremo un triangolare di calcio con le vecchie glorie Calcio Cavarzere e la Polisportiva Quadrifoglio per una giornata dove verranno raccolti fondi per la cooperativa Emanuel e per l'istituto scolastico comprensivo di Cavarzere per dei progetti musicali. Quindi ci auguriamo insomma che la gente accorra numerosa, perché la solidarietà è una cosa che riempie il cuore di tutti, e quindi ci auguriamo insomma che sia una bellissima giornata. Domanda al volo, con la nazionale cantanti come è andata? Con la nazionale cantanti non eravamo con la nazionale dei sindaci, ma eravamo una rappresentativa del Delta e abbiamo perso 8-4 credo, però oggi insomma dai, siamo un po' più competitivi rispetto alla settimana scorsa. Ma chi era il più scarso? Non posso dirlo qua, creiamo dei casi diplomatici. I corsi di competenza musicale della banda cittadina. Tutti insieme per l'Inno Nazionale e per promuovere questa raccolta fondi